Lo specchio con Dinoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera. Buonasera, siamo alle porte dell'estate, siamo all'ultimo episodio di questa stagione dello Specchio e allora ci sembra opportuno allargare gli orizzonti invitando un viaggiatore di passione e di professione. Lui sì, il mondo l'ha visto, l'ha girato e ce lo ha raccontato e ce lo racconta con i suoi documentari, però novità ce lo racconta anche con un libro. Io chiedo subito scusa perché questo libro non ho potuto leggerlo perché esce proprio ora e allora chiedo scusa proprio all'autore del libro, Werner Kropick. Buonasera e benvenuto. Buonasera. È proprio uscito da poco. Che emozione si prova ad avere un libro in mano? Ma con la Paola Cerana che ha curato un po' il mio italiano, perché un vostro ex direttore diceva che parlo come paparazzi, vuol dire un po' limitato l'italiano. Mi ha dato una mano, vuol dire che io ho fornito gli ingredienti e lei ha cucinato. E questo è il nostro... E questo è il nostro bambino, ecco. Ecco, il bambino che si chiama Una vita in viaggio, a cura di Paola Cerana, Werner Kropick, ed è uscito per IET, quindi Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, Casagrande, insomma. Allora, lo faccio vedere subito la copertina, anche se non è una televendita questo. Veramente, ci sono tante pagine, tante storie in questo libro e lo apriremo insieme. Però Werner Kropick è sui giornali in questi giorni anche per un episodio che riguarda la sua bicicletta, la sua inseparabile bicicletta. Cos'è successo? Ma prima dei giovani un po' ubriachi che si annoiano in centro Lugano tra le 2 e le 4 del mattino hanno trovato la mia bici chiusa e dato che non potevano usarlo l'hanno solo rovinato. E io domenica mattina non sono andato a messa, però sono andato a prendere i giornali. Ho visto che l'hanno spostato 30 metri davanti alla Manor e volevo ripararlo perché era giù la catena e solo prendere i ferri. Il tempo bici, di andare... Sì. È dopo sparita. La polizia mi ha fatto vedere chi me l'ha rubato perché hanno delle riprese molto nitide con la videosorveglianza, l'hanno seguito fino al Parco Ciani, per quello ho pensato magari dal solito gruppo lì, furto d'uso, invece no, sembra che uno che ha preso la passione per una bici che non valeva niente, anzi se lo volevo vendere dovevo io ancora pagare. Sì, però una bici che non vale niente sul mercato, sì. Però una bici che vale tanto, credo, affettivamente per Werner Kropick. Ma era la stessa bicicletta con la quale lei ha fatto Lugano-Hong Kong, sì. Nel 94? 95, sì. E quello che viaggio è stato? Il viaggio, devo dire, come tutti i viaggi, subito all'inizio dei momenti per dire chi te lo fa fare, perché sono finito in un campeggio, mi ricordo che pioveva, e stavo scrivendo il mio diario e un cagnolino con le zampe tutto pieno di fango e corso sopra la prima pagina del mio diario e lì ho pensato veramente, ma cosa faccio qui? Poi è lungo arrivare, 7 mesi e mezzo fino a Hong Kong, ma questo tipo di viaggiare ti apre un orizzonte, prima di tutto di conoscere te stesso, perché tanti non vedono tanto il senso del viaggio a conoscere se stessi, perché proprio nelle situazioni un po' estreme uno ha lo specchio davanti a sé, deve trovare una ragione, perché se uno dice ma chi me lo fa fare, trova poi una ragione e questo modo di viaggiare ti fa sentire vivo, perché devi
ogni momento inventarti in qualche modo, perché non sai dove arrivi la sera, dove dormi, perché ai tempi, questo non faccio nemmeno adesso, di riservare un albergo col telefonino, con Google Maps, trovare il posto. Lì si parte e non si sa dove. È un po' il principio dell'avventura. Lei tra l'altro sta già facendo la distinzione fra il turista, e io nella presentazione ho ragionato da turista dicendo stiamo arrivando verso l'estate, allarghiamo gli orizzonti. In realtà lei mi ha corretto già prima dell'emissione, mi dice no, bisognerebbe allargare gli orizzonti sempre. La differenza fra il turista e il viaggiatore sta anche nell'accettazione dell'avventura, che poi etimologicamente advenire, significa che non si sa cosa succederà. Questa è una delle differenze fra il turista e il viaggiatore, accettare l'avventura. Ma io non cerco le situazioni difficili da gestire. Ho fatto la mia esperienza, per quello so dove ci sono i pericoli, dove devo stare attento. No, un lavoro che tutti noi dobbiamo fare è disfare i nostri pregiudizi, perché normalmente i pregiudizi abbiamo formato con esperienze personali proprie, perché dopo uno se ha questa o questa idea perché ha fatto una volta una brutta esperienza in questa. Però se uno rimane senza dubbio è sulla strada sbagliata. Ci deve essere sempre un dubbio di correggere i pregiudizi, e questo quasi nessuno fa. Questo è il guaio. Ho capito, ma tra l'altro dove si va? Lei ha scelto molto fra i punti cardinali l'Est, quindi il Pakistan, Sì. Cina, Tibet. Mi dicono che casa sua è una piccola oasi tibetana in via Pessina. Comunque c'è l'Oriente. Ma mi chiedo, in questo mondo che è tutto mappato con Google Maps, siamo spiati dai satelliti, un mondo che è stato conquistato dalle nazioni con le bandiere, persino sulla Luna hanno piantato delle bandiere. A lei interessa cosa? Lo spazio vergine? Oppure bisogna ripercorrere questi luoghi che sono mappati per cercare altri sensi? No, certi paesi in Asia, come il Bangladesh, la Mongolia, il Nepal, mi danno la possibilità di tornare nel nostro Medioevo. Vuol dire che lì trovo ancora delle società dove non c'è l'elettricità. Ho rivisitato adesso un paio di anni fa un villaggio che ho visitato 35 anni fa, e lì ho fatto un sacco di foto delle persone, poi ho stampato queste foto con la speranza di ritrovarli dopo 35 anni e li ho ritrovati. Per me era emozionante quando dicono ma questo è il mio fratello minore, adesso lavora come tassista in California. Subito una videochiamata, perché anche loro adesso hanno il telefono, addirittura satellitare, perché il governo nepalese vuol sapere cosa succede vicino alla frontiera con il Tibet. E quando lui ha visto se stesso attirare dei yak per arare un campo quando aveva 9 anni e adesso guida taxi in California, a lui sono venute le lacrime dall'emozione. Quindi questa è un po' la chiave, sto cercando di fare una sintesi se possibile. Lei ha detto il Medioevo, ha evocato il Medioevo, cioè lei che ha viaggiato molto nel mondo e lontano, però ha viaggiato anche molto in Ticino, no? È famoso, il suo primo acquisto è stato una carta militare quando è venuto qui in Ticino in scala 1:25.000, percorrendo 5.000 chilometri di sentieri e passa. Però il Ticino non quello del terziario avanzato, non quello delle industrie, ma il Ticino rurale, quello delle cappelle, quello di quel mondo lì. Allora è come se il viaggio per Werner Kropick è una fuga dalla società di plastica digitale per andare in quei mondi, perché poi viaggiare lontano nel tempo, però stando qui, e quindi andare a ripescare il Ticino di allora, significa viaggiare oggi ma lontano nello spazio, cioè un Ticino di allora è come la Cambogia di oggi, non so. No, io non sono nostalgico, io so benissimo i vantaggi che l'uomo si è creato, ma si è un po' anche smarrito, perché il vantaggio
che ci dà la tecnologia moderna, dobbiamo gestire in un modo intelligente, non esagerare. Abbiamo adesso visto in Portogallo, Francia, Spagna un blackout di, non so, 2 giorni e si è fermato tutto. Niente semafori, niente frigorifero, come caricare il mio telefonino, non so, i surgelati, i lift che si sono bloccati, le banche hanno chiuso, si ferma tutto. Noi abbiamo creato un mondo talmente dipendente da questa tecnologia, siamo diventati così vulnerabili e finché tutto funziona tutto va bene. In Mongolia, in una yurta dove hanno 600 pecore e vivono di queste pecore, non si accorgono niente se manca l'elettricità, perché non ce l'hanno. E quindi Per quello noi abbiamo creato un mondo, ma dobbiamo sapere in che direzione, dove vogliamo arrivare. Infatti abbiamo avuto un'evoluzione, cioè il fondo del sacco, quel mondo raccontato da Plinio Martini, ormai qui non c'è più. E in questa evoluzione eravamo, i nostri nonni avevano le capre come in certi paesi e poi adesso siamo diventati assicuratori o impiegati di banca, ma in questo allontanarsi nei suoi documentari lei evoca il concetto del film Femme et Frecce e fadiga. Ci abbiamo guadagnato alla fine o ci stiamo perdendo? Ma certo che abbiamo guadagnato, però dobbiamo mettere le cose nella giusta proporzione. Io per esempio con 83 anni io non ho mai avuto una macchina in vita mia e sono arrivato sempre dove volevo. Certo non ho mai gustato il piacere di trovare dopo 40 minuti finalmente un posteggio, queste gioie, no? Perché con la bici sì. E per quello poi abito in centro Lugano, per me con la bici 5 minuti sono al tennis o alla Foce dove faccio il bagno e per quello non è che mi serve un granché. Vuol dire che si può passare una vita senza macchina. Adesso certo sono anche contento se un amico mi dà una volta un passaggio quando c'è l'urgenza, è logico, ma in tante famiglie hanno 2 o 3 macchine e sono il 95% del tempo stanno lì. In questa nostra emancipazione da quel mondo rurale che c'è ora lontano e che c'era una volta qui da noi, si è perso anche un'attitudine a una certa spiritualità, oltre a un'attitudine all'artigianato? Spiritualità è una grande parola. Io mi sono sempre interessato il genere umano perché fa una cosa, in qualsiasi cosa, non so, guerre o la religione. La religione in sé di accettare una fede e dopo addirittura arrivare al punto di uccidere in nome di Dio. Quello che è successo adesso in Israele, ho sentito, non so se è vero, che Hamas, violentando le donne, gridavano Allahu Akbar, ma che Dio deve essere se uno dice Dio è grande mentre violenta una donna? E lì dico, dove siamo arrivati? Chi ha messo in testa a una persona una cosa del genere? Werner Kropick, questo è un antico vezzo umano, quello di coinvolgere Dio nei propri atti come scusa, come giustificazione dei propri atti di orrore. Io mi permetto di risalire alla data di nascita di Werner Kropick, che farà 83 anni a luglio, quindi nato nel 1942 a Vienna, in Austria, e quelli erano gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Anche lì veniva tirato in ballo Dio. La sua famiglia è stata segnata dagli anni bellici in un certo modo? Ma il mio papà aveva la fortuna di lavorare in una fabbrica che facevano cavi elettrici. Allora era anche interessante per l'esercito e così lui non ha dovuto fare la guerra che ha salvato probabilmente la vita. Ma quando i russi hanno attaccato Vienna nel 1945, hanno attaccato Vienna da ovest, l'hanno aggirato e poi in ogni casa unifamiliare, c'era tutta una fila, hanno sparato una granata di un blindato per dire ci siamo.
e la granata destinata alla nostra casa ha strisciato il fusto di un ciliegio selvatico, si è girato, si è infilzato nel muro senza esplodere, perché se non si girava non potevo raccontare niente, morivo a 3 anni. C'è stato un senso di colpa da parte degli innocenti, perché ogni tanto si sente dire che alcuni ragazzi tedeschi o austriaci hanno un po' subito un senso di colpa che non toccava loro, perché erano innocenti ovviamente, crescendo magari con l'istruzione, hanno sentito un peso di appartenere all'Austria e alla Germania. Beh, io non mi sento tanto coinvolto perché l'assurdità di qualsiasi guerra, io pensavo nel nostro secolo dobbiamo aver superato, perché l'assurdità, nessuna scimmia credo che farebbe una guerra. C'è una bellissima barzelletta ebraica che il generale prima della battaglia dice: uomini, domani grande battaglia, uomo contro uomo. Allora il Moshe le alza la mano e dice: scusi signor generale, mi potrebbe presentare il mio uomo, magari mi arrangio pacificamente. E a chi è data la possibilità di arrangiarsi pacificamente? E io credo anche in Ucraina i soldati russi o soldati ucraini con una bottiglietta di vodka non stanno lì a spararsi, si raccontano le ultime barzellette, no? Werner, un fratello gemello, sì, giusto? E lì omozigota, quindi sì, siete identici? Sì, Ci sì. sono tanti gemelli, ogni tanto raccontano aneddoti, un fratello che va al posto dell'altro a sostenere l'esame, oppure chi dice ho sposato un gemello ma non sono sicuro di aver sposato quello che ho conosciuto. Ci sono degli aneddoti che riguardano la sua infanzia, anche per capire in quale clima, in quale casa lei è cresciuto. Allora, con gli esami avevamo l'idea, io non ero tanto bravo in matematica e lui è diventato ingegnere, ma dopo non l'abbiamo fatto. Ho fatto lo stesso la maturità in un modo onesto, ma una volta mi sono rotto sciando una gamba, un piede, e in un ospedale di provincia mi hanno messo il gesso e mi hanno detto: allora devi andare a quella data in quell'ospedale che te lo tolgono, e questo ospedale era a Vienna. Caso vuole che 2 giorni prima il mio fratello si rompe esattamente il medesimo osso, gamba, medesimo osso, e ai tempi facevano su un disegno che così non devono guardare le radiografie, vedono sul disegno, sul gesso, quale osso che è rotto. Solo che il mio gesso era già concio, sporco, dopo 3 settimane. E quando mi sono annunciato alla ricezione, la signorina mi guardava per dire: ma quella faccia ho già visto, no? Ho detto: vengo per togliere il gesso. Nome? E allora ho detto Kropik. Data di nascita, indirizzo, tutto uguale. Lei ha detto: ma lei deve essere camera 42. E io ho detto: ma non lo so, mi hanno solo detto di togliere. 42, è impossibile. E allora mi ha trascinato nella camera 42, dove c'era il mio fratello con la gamba in su, ed era un po' buffo. A proposito di viaggi e di malattie, mi viene in mente che lei è stato a Wuhan, che si dice che sia nato lì il virus del Covid. Com'è stato quel viaggio? Che cosa ha visto a Wuhan? Ma il mercato, perché i cinesi tutto quello che si muove mangiano, anche allevano addirittura serpenti. E una volta anche in quel viaggio con la bici, ma questo era in Laos, la mia amica di allora voleva ancora uno zuppa che a lei piaceva molto, e il cuoco ha detto si serva pure, e quando ha aperto la pentola ha visto la testa di un cane. Ecco. Perché allevano addirittura i cani per mangiarli. Ma dopo dico, non è così assurdo, perché noi mangiamo anche i maiali, insomma non siamo un po' razzisti anche, perché uno che va a cavallo magari non mangia a cavallo, in certi paesi arabi non toccano il cammello, in altri sì, e anche la religione dice maiale no, invece noi cristiani non abbiamo problemi. Ci sono anche queste cose nel libro? Sì. Perché lo leggerò, lo prometto. Allora la domanda è: perché scrivere
un libro, un uomo che ha 15.000 diapositive, un uomo che ha viaggiato tantissimo, stato fermo solo per il Covid e per il servizio militare, mi risulta. Un uomo che ha prodotto, è possibile, oltre 300 documentari e che ha prodotto molti taccuini. A un certo punto, a questa età, quando sono passati gli 80 anni, ha detto adesso deve uscire un libro. Per noi, dove è seduto lei, abbiamo avuto ospite Franco Cavalli, Flavio Del Ponte, sono altri ottantenni che hanno sentito l'impulso e il desiderio di scrivere un libro. Che età è questa degli 80 anni? Perché vi ha voglia di scrivere un libro? Ma forse di lasciare qualche traccia. Prima di tutto, non tutto potevo impacchettare nei miei documentari. Solo un piccolo esempio, perché sto scrivendo un altro libro, appena cominciato. Testo, diciamo, il titolo è un po' strano. Il cibo, il sesso e la nostra relazione con Dio. Perché lì ci sono dei episodi dove non ho filmati. Ho fatto un giro in Valle di Muggio e per allacciarmi le scarpe mi sono piegato e ho visto un piccolo dramma. Diciamo per me piccolo, ma per quel bruco che è stato attaccato da una mezza dozzina di formiche era un dramma vero, perché lo mangiavano vivo. Quel bruco cercava di disfarsi delle formiche, ma le formiche, probabilmente affamate, non molavano. Allora, cosa avrebbe fatto lei in questa situazione? Prima reazione, salvo il bruco, perché vittima. Ho cercato con l'egneto di togliere le formiche, ma loro non molavano. Dopo ho pensato, lo porto via, ma 10 metri in là ci sono altre formiche, magari anche affamate. Però quel bruco mi dispiaceva perché soffriva. Ho pensato, vado su con la scarpa, così morti formiche, morto il bruco, così non soffre. Dopo dico, ma chi sono io a decidere sulla morte di questo bruco o sul suo destino? E poi anche quelle formiche hanno il diritto di saziarsi. Era il Padre Eterno che ha deciso queste regole e io non sono il Padre Eterno. Allora mi sentivo solo testimone di una situazione che ho visto in un altro contesto, su un mercato di camelli, dove quelli che attaccavano un vecchio cammello con i becchi erano i corvi, che era anche tremendo da vedere, che questi corvi che si nutrivano dei occhi di quel cammello ancora vivo. E noi siamo testimoni, come adesso i testimoni delle guerre in giro. Cosa possiamo fare? Possiamo immischiarci, allora dobbiamo diventare tifoso di uno o di altro, ma sono tutti due scemi, allora perché devo farmi parte di un gruppo che a tutti i costi vuol fare la guerra? Tra l'altro Paola Cerana, io ho letto proprio prima di entrare in studio con lei, dice che lei ha sempre preso la distanza dai fanatismi politici e religiosi di cui è stato testimone. Allora, apriamo il libro e proponiamo qualche fotografia fra le innumerevoli che ha scattato Werner Kropic sullo sfondo. Vabbè, qui era un ragazzino, dove era, intanto le fotografie andranno avanti, non so se ce le vuole commentare. Questo è ad Amritsar in India, è il Tempio d'Oro, che è il centro della religione Sikh, che io stimo molto. Ecco, questo ragazzo a sinistra mi pare quello dietro, è quello che fa il tassista adesso è nel Dolpo, è una zona vicino alla frontiera. Questo è un caravanzeraglio, lì si vede, è proprio quella bici che mi hanno rubato. Che è stata sottratta. Sì. Qui è dov'è? In che deserto? Questo è in Iran. È in Iran, ho perché capito, i re hanno sempre fatto delle caravanseragli per proteggere i commercianti. No? Ho capito. E questo anche in Iran, sono dei laghi salati, sembra neve ma è sale. Materiale leggero, si viaggia sempre leggeri. È un'arte quella di fare lo zaino che si impara col tempo. Sì, ma io sono forse un minimalista maniacale, cerco sempre una maglietta e una di riserva, per quello sempre leggero. Sì.
E questo è in Pakistan del nord, sono dei ismailiti, e quella ragazza nella braccia della nonna, nelle braccia della nonna, l'ho rivisto ed è buffo perché ho fatto vedere questa foto a qualcuno e quello lì ha detto ma questo è il mio nonna. Ho detto quanti anni hai? 21 anni, ho detto allora sei tu. Ah, ecco, certo. E ho anche una bella scena filmato ancora. Ecco, questa è una bella immagine, molto dinamica. Dove siete? In Ladakh, e lì sì, perché non ci sono strade, allora tutto il materiale viene ancora portato con animali da soma e annusare anche questo mondo dalla via della seta, no? Dello sterco dei cavalli, le grida, dove dormono, dove passano la notte, per me ha un fascino, perché tornare nel Medioevo, ma con la consapevolezza di poter oggi tornare. Ah, ecco. Questo è il Rolls Royce del Rajasthan di Jodhpur, del Raja di Jodhpur, perché lui ha fatto il 50° compleanno, è andato nel tempio della sua fortezza, e il bello è che quando è partito, io l'ho già conosciuto anni fa, e quando è partito ha fatto cilecca il suo Rolls Royce, ha dovuto tornare sulla moto della sua guardia del corpo. E dalla moto penso che chiudiamo con la bicicletta. È la mia bici, sì. Che meraviglia. E qui e questo è nel Tibet orientale. È nel Tibet orientale. Quanti chilometri ha fatto con la bici? In Asia 13.000 e dopo non ho più contato, perché sono stato anche nello Yemen in bici. Werner, che viaggio è stato guardarsi allo specchio per realizzare questo libro, anche per decidere in fondo cosa selezionare e cosa invece lasciare fuori? Sentivo il bisogno, prima di tutto mi dava una motivazione di setacciare i miei diari. Per fortuna ho di tutti i viaggi dei diari dove ho scritto solo le scemate, cosa costava il bus o cosa costava la pizza. Però mi aiutava di ritornare in questi momenti, e lì mi sono reso conto, ma qualche cosa ti ha dato poi quel viaggio, oltre a dolori nel sedere. E lì mi sono reso conto che comunicare è così importante, scambiare emozioni e scambiare esperienze, perché la nostra umanità si è sviluppata grazie a quel comunicare. Noi stiamo arrivando in conclusione. Lei ha fatto l'orafo, ha fatto il modello al Centro Scolastico Industrie Artistiche per i corsi serali. Lei ha fatto veramente un sacco di cose nella sua vita. Mi sfugge un fatto: perché lasciare questa grande capitale della Mitteleuropa, si parlava tedesco, così pregna di culture, di storia, da Mozart a Freud, a Klimt, per arrivare in via Pessina? Che cosa l'ha portata in Ticino? Volevo fare solo un anno, e Clara Lanek, che tra l'altro parlava ai tempi il notiziario, era un'amica della figlia di un'amica di mia madre. Io volevo andare in Svezia, forse con l'idea delle bionde. Comunque ha detto, ma io conosco qualcuno, magari ti trova un lavoro a Lugano, e con l'idea di venire qui per un anno, era il 64, e sono rimasto. Troppo bello qui. Devo dire che abbiamo una natura stupenda, cosa vogliamo? Dalla Mongolia al Monte Bolia va tutto bene, c'è un po' un'assonanza. Werner Kropic, grazie per essere stato con noi. Il prossimo viaggio? Bangladesh in gennaio, penso, vediamo. Ed è un problema. Con la mia età non posso più, faccio piani il passo si accorcia e diventa un po' più lento, ma si può sempre viaggiare. Ma mi sono accorto, dicendo a una signorina alla Manor che doveva fare qualche cosa, ho detto faccia pure, a tutto il tempo.
ho tutto il tempo e lei mi guardava per dire muo. Ma certo, noi purtroppo non abbiamo più tempo per andare avanti. Grazie Werner Kropick. Grazie e grazie anche a voi. Stavo per dire ci vediamo la settimana prossima, ma non è così, perché termina qui questa edizione dello Specchio, ma termina qui anche questa stagione. Allora io volevo ringraziare il personale di studio, i cameraman, tutto il team dello Specchio, a partire dall'assistente del programma Luana Molnar, il regista Chris Guidotti, la script Scilla Clericetti e insomma tutto il personale e il team. Se un lavoro viene bene è perché lo si fa insieme, e grazie ovviamente anche a voi che ci avete seguito molto numerosi. Noi torniamo a settembre con qualche novità che metteremo a puntino questa estate. Buona serata. Lo Specchio con Dinoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera.